SOS per l'agricoltura, le alte temperature non danno tregua, si teme per le difficoltà dei raccolti di mais, soia, frutta e verdura, fiumi sotto i livelli di guardia nel Vicentino, piogge sporadiche insufficienti a dare sollievo alle colture, siccità che da oltre 2 mesi mette in sofferenza parte dei vigneti dell'area collinare di Gambellara, dei Colli Iberici, Montebello, Brendola. Se la stagione per l'uva non è compromessa, la preoccupazione del comparto vitivinicolo vicentino riguarda soprattutto le varietà precoci che andranno a vendemmia dal 20 agosto. Nei vigneti di pianura dove sono presenti gli impianti di irrigazione, dove si è intervenuto e i vigneti sono perfetti, non hanno alcun problema. Ci pone un po' di perplessità l'aspetto collinare, soprattutto dove manca effettivamente l'acqua. Noi abbiamo un po' d'acqua, quindi riusciamo anche a fare il giro a rotazione ogni settimana, però ci sono anche zone, soprattutto Gambellara, le colline e via dicendo, dove che là non dappertutto c'è l'acqua e quindi il problema persiste di questa siccità e vedremo alla fine quale che sarà la perdita, ma si può calcolare probabilmente tra un 5 e il 10%. Cambiamenti climatici con i quali bisogna convivere e prendere contromisure. Basti pensare che la linea di coltivazione delle vite si è spostata a nord di 600 km, quindi dove una volta non c'era vigna, adesso anche nei paesi un po' più a nord d'Europa iniziano ad avere qualche vigneto. Di qui l'SOS della categoria che chiede soluzioni al mondo della politica per la gestione di acqua e approvvigionamento. Adesso nel nostro territorio si è molto investito in maniera anche intelligente per quando c'era troppa acqua. Però bisogna pensare a investire anche per il mantenimento dell'acqua, perché è una risorsa. Avere dei bacini, avere dei piccoli invasi anche in alcuni territori in cui questo ci dà la possibilità di avere l'acqua quando manca, questo sarebbe un grande passo avanti.